Una grande edizione, questa è la 22esima di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, qui a Rosolina a ribadire che musica e diritti umani vanno d'accordo e promuovono la Dichiarazione Universale. Grandi ospiti, grandi emergenti, tantissime installazioni, laboratori didattici per i bambini, gli aperitivi in spiaggia, veramente 4 giorni di festival che hanno animato il territorio di Rosolina Mare. Grande finale questa sera con Roy Paci e con i 5 artisti emergenti che si contenderanno il premio Amnesty Emergenti. Come capti l'umore della gente in questo momento anche storicamente e politicamente particolare per quanto riguarda i diritti umani? È un momento un po' particolare questo in particolare più degli altri è un momento delicato in cui bisogna fare alcune riflessioni sui diritti umani, i diritti umani che molto spesso vengono calpestati, che poi noi immaginiamo sia una cosa lontana da noi, e invece no, molto vicina. C'è da fare un percorso ancora lungo in Italia, quest'anno Amnesty fa una serie di richieste ben specifiche e quindi è un momento di grande passaggio, però noto che c'è attenzione, c'è voglia di capire, di approfondire. Il consiglio, insomma, quello che si deve fare in questi casi è sapere, conoscere, perché la conoscenza ti aiuta a scegliere da una parte o dall'altra, però sicuramente conoscere. La diffidenza crea soltanto paura, sconcerto e allontanamento. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Eppure a 70 anni dalla dichiarazione possiamo dire che gran parte è stata disattesa. Per questo oggi più che mai è necessario il contributo di tutti per fare sì che sui diritti umani non si torni indietro, non resti solo uno slogan. Per questo è importante il contributo degli artisti, della musica, dei fotografi, dei disegnatori, perché loro possono dare voce a chi non ha voce, ma è importante il contributo di tutti voi che siete qui in piazza. Non ho tante parole questa sera, cioè sono veramente, dopo 35 anni di musica, emozionatissimo, perché questo lo considero veramente, come ho già detto nella conferenza stampa, pomeriggio, più che un premio, una carezza che mi arriva e che ne avevo bisogno da tantissimo tempo, una bella carezza di un'amica, di un amico che si chiama Amnesty International e che dedico a tutti gli esseri umani che hanno voglia veramente di cambiare questo mondo. Grazie.